Erika Baldin, consigliera regionale, ha lamentato nei giorni scorsi un atteggiamento offensivo da parte di un consigliere di Fratelli d'Italia durante il dibattito riguardante le manifestazioni di Veneto Pride, sbeffeggiando e ironizzando nei confronti delle comunità LGBTQ+. Baldin ha reputato poco consono l'atteggiamento su un atto di indirizzo politico firmato da tutta l'opposizione e aveva affermato: abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso e pieno di violenza verbale che stride con le comparsate televisive del presidente Zaia quando invoca aperture della Lega sui diritti civili. Tra le parole di Zaia e i comportamenti della sua maggioranza c'è una distanza siderale, siamo ben oltre il Medioevo. Ieri la Baldin, prima firmataria della mozione che proponeva la partecipazione ufficiale della Regione Veneto nel Veneto Pride, ha richiesto che il presidente Zaia prenda le distanze da ciò che è accaduto con un'interrogazione a risposta immediata. Zaia tace, ha affermato la consigliera, dopo lo show tenutosi in consiglio, ma si tratta di un silenzio inaccettabile. L'interrogazione è stata richiesta per invitare il governatore a prendere le distanze dalle affermazioni offensive nei confronti della comunità LGBTQ+, invitandolo a partecipare al Pride.